continua il lavoro di cisterne e autobotti per rifornire le case delle frazioni in cui l'acqua potabile scarseggia. Il racconto dei residenti: ci laviamo con l'acqua in bottiglia. Siccità ufficializzata la nomina del presidente Zaia, commissario per l'emergenza, priorità alle opere di stoccaggio dell'acqua. Rientrata la situazione più grave delle ultime 24 ore, quella di Caorle. La pioggia stenta ad arrivare, ma la prima perturbazione della notte ha sferzato il quartiere del Piave con alberi battuti e gravi danni al cimitero di Farra di Soligo, dove il tetto è stato divelto. Grido d'aiuto della Procura di Treviso alle prese con carenze di organico del personale amministrativo ormai insostenibili. In una nota congiunta, pubblici ministeri e procuratore parlano di ufficio prossimo alla paralisi. Altri 2 sospetti casi di West Nile nella Marca. Si tratta di 2 62enni, una donna di Meduna e un uomo di Conegliano. La prima è ricoverata, il secondo ha sintomi lievi. Elezioni politiche, mentre nei partiti si scatena il Totonomi, siamo andati a sentire se i cittadini intendono andare a votare il prossimo 25 settembre. I più si dicono contrari all'astensionismo. Oltre 24.000 potenziali lavoratori in meno nella Marca nel 2030, una conseguenza della crisi demografica in atto, sottolineano dal Forum delle Famiglie. Subito politiche per la natalità. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque, questi titoli li avete sentiti: cisterne con 34 ettolitri di acqua operative da ieri sera sia a Guia che a San Floriano di Valdobbiadene. Dopo 3 giorni senza acqua, oggi la situazione è migliorata, anche se viene monitorata di ora in ora. Le cisterne sono state posizionate ieri sera nelle 2 frazioni dove l'acqua da 3 giorni non arrivava più. In serata qualche famiglia ha cominciato a riempire le taniche. A Guia e San Floriano la situazione questa mattina è leggermente migliorata, ma l'emergenza non è affatto terminata. C'è stato un leggero aumento della portata disponibile dal Bellunese, ma soprattutto il ricalibrare la disponibilità di acqua tra le varie frazioni borgate con manovre fatte da ATS ha permesso di aiutare questa zona che soffriva maggiormente. A questo si aggiunge sicuramente l'utilizzo parsimonioso corretto dell'acqua da parte dei miei concittadini di tutto il resto di Valdobbiadene, che ha risposto all'appello. Ora bisogna sperare che il Bellunese dia una maggiore portata d'acqua e che soprattutto questo caldo dia una tregua. La pioggia di ieri sera non ha portato nessun beneficio, ci spiega il sindaco. Nel frattempo ATS sta accelerando le progettazioni per la realizzazione di un potenziamento del campo pozzi al Settolo, zona del Piave, intervento che si è realizzato nei prossimi mesi. Non è immediato, ma aiuterà, diciamo, a risolvere, a evitare che si ripetano queste situazioni. Prelevare l'acqua da pozzo è una soluzione solo parziale che a lungo termine crea ulteriori problemi. Tutta l'acqua che viene prelevata dalla profondità, acqua che si rigenera in decine di anni, è chiaro che ci impiega altrettante decine di anni per rimpinguare le falde, quindi anche il prelievo di acqua da pozzo dalle falde deve essere accorto. Le cisterne rimarranno nelle 2 frazioni fino a quando l'emergenza non sarà terminata. Il rischio che le famiglie rimangano senza acqua è ancora troppo alto. 3 giorni senza acqua, costretti a lavarsi con bottiglie di acqua acquistate al supermercato, l'esasperazione dei cittadini di Guia e San Floriano. Sono una ventina le famiglie che per 3 giorni sono rimaste completamente senza acqua, costrette a lavarsi o cucinare utilizzando le bottiglie acquistate nei supermercati. Alcuni cittadini si sono invece recati da amici per riempire le taniche, una situazione difficile soprattutto nelle abitazioni dove vivono anziani. Da 3 giorni praticamente e siamo senza acqua. È un disagio non indifferente, perché siamo nel 2022 e trovarsi senza acqua non è facile, insomma, soprattutto se si hanno anziani in casa. Come avete fatto? Niente, era un po' la meglio. Come abbiamo fatto? Abbiamo preso ieri sera comunque avevamo un po' d'acqua, altrimenti zero. Niente, qui c'è che da un'altra famiglia andare a prenderla. Aprivate il rubinetto e non c'era niente? Niente. Neanche per lavarsi né per cucinare? Niente proprio. Andare a prendere col secchio e basta, per un goccio d'acqua. Rimasta senza acqua anche una cantina. Siamo stati senza acqua per 3 giorni e anche di più. È stato un po' impegnativo, dovendo non solo accudire le faccende domestiche ma anche avendo una cantina, e quindi... Come avete fatto?
Mio marito si è adeguato, è andato a prendere acqua da un'altra parte e con la pompa ha pompato sia acqua in cantina che acqua ai piani alti della casa, perché abbiamo dei meccanismi in cui noi possiamo permetterci di farlo. Sono state giornate davvero difficili per molte famiglie. Anche noi il primo giorno ci siamo dovuti lavare con le bottiglie di acqua, quelle comprate al supermercato. Cioè, un disagio non da poco questo. Sì, e che noi siamo tutti autosufficienti, so di situazioni di famiglie con anziani che veramente sono andati molto male, insomma, anche perché un anziano, noi in qualche maniera ce la facciamo, l'anziano non è che puoi metterlo dentro la vasca da bagno e lavarlo con le bottiglie di acqua. Queste famiglie stanno tirando ora un respiro di sollievo, ma l'esasperazione dei giorni scorsi è rimasta. Arrabbiati anche. Un po' diciamo di sì, perché se erano 40 anni fa era un discorso, non c'era, ma al giorno d'oggi che praticamente ci sono tutte tecnologie e via dicendo, trovarsi senza acqua è un disagio non indifferente, insomma. E siamo sempre penalizzati noi più che altro, perché la zona in fondo al paese naturalmente l'acqua arriva. Siccità, situazione che si complica, anche per questo è stata ufficializzata la nomina del presidente Zaia, commissario per l'emergenza e a priorità alle opere di stoccaggio dell'acqua. Rientrata intanto la situazione più grave delle ultime 24 ore, quella di Caorle. In queste ore stiamo assolutamente faticando rispetto alle risalite del cuneo salino che, come nel caso di Caorle, vanno a intaccare il potabilizzatore, quindi acqua che non è potabilizzabile, quindi abbiamo dovuto creare una condotta. Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato stanotte per garantire l'acqua a Caorle, che significa acqua per i nostri veneti, ma acqua per tutti i turisti che ci sono, quindi acqua sicura, acqua pulita, acqua potabile. L'ultimo fronte è quello di Caorle, ma la lista ormai si allunga di ora in ora, intere frazioni senza acqua, agricoltura in ginocchio, canali prosciugati e le previsioni, sottolinea lo stesso Zaia, non prevedono inversioni di tendenza nel breve termine. Il presidente della regione lo evidenzia nel giorno in cui diventa ufficiale e operativa la sua nomina a commissario per l'emergenza, con soggetto attuatore il direttore di Veneto Agricoltura Nicola Dell'Acqua. 4.800.000 euro la cifra messa a disposizione per le prime urgenze dal governo. Sono pochissimi, però comunque è importante iniziare. Già, iniziare, anche perché forse questa estate 2022 non sarà un'eccezione e dunque accelerare sulle opere di stoccaggio dell'acqua diviene la priorità. Previsioni ci dicono questo, stiamo parlando di $500 milioni, approfittare di cave dismesse, di tutti i invasi che abbiamo, crearne una rete in modo tale di avere un serbatoio, una riserva idrica anche per la prossima estate. I fondi non sono reperibili con risorse proprie, però abbiamo un bel salvadanaio che si chiama piano PNRR e direi che il governo deve rinegoziare e fare in modo che si investa sulle emergenze e non su cose inutili. Nel frattempo a fare la differenza sono i comportamenti, anche per evitare il propagarsi di nuovi incendi. Qualsiasi fiamma libera o qualsiasi minima favilla, penso al mozzicone di sigaretta che non si dovrebbe buttare comunque per terra, piuttosto che il barbecue fatto in luoghi dove non si può fare il barbecue o altre fiamme, possono dar vita poi a dei disastri come quello che abbiamo visto ad esempio a Bibbione, dove 150 ettari di pineta storica, secolare, è stata rasa al suolo. Ed ora invece parliamo di maltempo, raffiche di vento e pioggia battente ieri hanno colpito la zona del quartiere del Piave, a Fara di Soligo sradicata la copertura del tetto del cimitero, danni ingenti. Questa notte il forte vento ha fatto sì che la copertura della parte sud del cimitero venisse completamente sradicata. Abbiamo calcolato questa mattina con gli operai, mentre mettavamo in sicurezza l'area, circa 160 metri quadri di copertura. Nella nottata si è alzato un vento fortissimo che in poco tempo ha provocato danni soprattutto nel quartiere del Piave. Oltre al cimitero di Farra sono state letteralmente strappate le guaine di alcuni loculi nel camposanto di Col San Martino. Ci sono stati anche delle abitazioni che hanno subito, diciamo così, della caduta di coppi piuttosto che di rottura di qualche finestra e ovviamente degli alberi sulla parte verso la pianura, per cui insomma gli operai sono tutta questa mattina che sono a lavoro per cercare di ripulire al meglio le strade e sistemare dove ci sono stati fenomeni di interruzione delle strade da parte della caduta di alcuni alberi. Toccate in maniera marginale anche le zone dei comuni di Valdobbiadene, Nevidore e Pieve di Soligo, dove si sono registrate diverse cadute di alberi. Vigili del fuoco al lavoro tutta
tutta la notte per mettere in sicurezza le strade e rimuovere rami e ramaglie cadute sulla carreggiata, mentre a Farra di Soligo i danni sono consistenti, come ci spiega il sindaco. Questa mattina, quando abbiamo fatto il sopralluogo, abbiamo visto, io mi sono messo le mani nei capelli, perché tutto questo è un in più. Già abbiamo dei costi enormi per sostenere l'aumento di bollette e le utenze varie. Questo è un in più che va ovviamente a gravare sulle casse del comune. Non ci voleva, è chiaro, perché ovviamente quei soldi li avremmo impegnati da altre parti, e quindi cosa fare? Ci rimboccheremo le maniche come siamo abituati a fare, stringeremo i denti e risistemeremo anche questa cosa. Ed ora una notizia che arriva da Venezia, dal Marco Polo, dall'aeroporto. Un aereo della compagnia Ryanair diretto a Vienna è bloccato sulla pista di decollo dell'aeroporto dopo la segnalazione di un allarme bomba. Sulla pista sono già presenti gli artificieri della polizia per verificare ed i vigili del fuoco. Ed ancora cronaca, ma dal Trevigiano, un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato questa mattina in un canale dell'Enel a Fregona. A scoprire il corpo alcuni operai che stavano facendo dei lavori. Difficile al momento, viste le condizioni, l'identificazione, anche perché non sono stati trovati documenti. Si tratterebbe di un uomo. Da un primo esame esterno del cadavere non sarebbero evidenti segni di violenza. I carabinieri stanno ora indagando sulla vicenda. Ed ora siamo alla pagina sanitaria, perché ci sono altri 2 possibili casi di West Nile nella Marca. Si tratta di 2 62enni, una donna di Meduna ed un uomo di Conegliano. Un 62enne residente a Conegliano con sintomi lievi, curato a domicilio, una donna stessa età di Meduna di Livenza affetta da altre patologie e per questo ricoverata in ospedale. Sono loro i possibili 2 nuovi casi di West Nile registrati nella Marca, in attesa di conferma da parte dei laboratori di Padova, come è successo nei giorni scorsi anche per i primi 3 casi trevigiani individuati. Di questi 2 anziani deceduti con quadro pluripatologico. Una recrudescenza, quella della febbre del Nilo, provocata anche dalle alte temperature di questa torrida estate, che certo favoriscono la circolazione del virus attraverso le zanzare. Un fronte da monitorare con attenzione ma senza allarmismi per il virologo Pregliasco. Anche qui ribadisco questo concetto del pre-lineetta occupiamoci, cioè parliamo di questa problematica che non ha la diffusività e l'allarme che purtroppo ha generato oggettivamente il Covid, ma in qualche modo di responsabilità generale di tutti noi, intanto per individuare quelle situazioni cliniche un po' più impegnate, perché per gran parte dei casi il 75% decorrono in modo asintomatico e per l'altro 24,9%, quindi sono pochi casi gravi, decorrono come un'influenza. Insomma, la maggior parte dei casi è asintomatica e come sempre i soggetti più a rischio sono quelli maggiormente fragili. Zanzariere e repellenti cutanei possono fare la differenza, raccomanda l'US2, così come la pulizia di fossati e canali, su tutte una buona regola, forse la più semplice. Ridurre quella che è la possibilità di proliferazione delle zanzare, perché basta anche il nostro sottovaso sul balcone riempito d'acqua perché magari siamo lontani da casa e questo purtroppo viene sfruttato dalle zanzare. Questo è l'aspetto di preoccupazione di tutti noi, il resto è l'ASL che deve attuare attività di bonifica e di sorveglianza attiva rispetto alla situazione epidemiologica. Gli agenti della questura di Treviso all'alba di oggi hanno dato esecuzione a un mandato di arresto internazionale nei confronti di un 60enne cittadino russo con passaporto cipriota accusato in Russia di frode commerciale presumibilmente commessa ai danni di una serie di alcune società commerciali russe. L'uomo è stato rintracciato mentre alloggiava in un albergo della città e messo immediatamente a disposizione della Corte di Appello di Venezia per la sua successiva eventuale estradizione in Russia. Nuova forte richiesta d'aiuto della Procura di Treviso alle prese con carenze di organico del personale amministrativo ormai insostenibili. In una nota congiunta i pubblici ministeri parlano di ufficio prossimo alla paralisi.
Una gravissima carenza di personale amministrativo che da tempo pregiudica drasticamente l'attività dell'ufficio, quasi al punto da determinarne la paralisi. È un forte atto di denuncia la nota diffusa dai pubblici ministeri della Procura di Treviso con l'avvallo del procuratore della Repubblica Marco Martani. La scopertura formale della pianta organica, già di per sé inadeguata, è del 22%, scrivono i magistrati della Procura, ma in realtà raggiunge il 40% a causa delle assenze per malattie, maternità e distacchi ad altri uffici. Lo stesso numero dei pubblici ministeri è il più basso del Veneto e tra i più bassi d'Italia, con un solo magistrato nella Marca ogni 68.000 residenti. Una situazione ulteriormente aggravata dall'insufficienza del personale della polizia giudiziaria e che più volte è stata fatta presente al Ministero senza esito, portando i magistrati, si legge nella nota, a subire impotenti e mortificati l'inefficienza del servizio giustizia. Nell'ultimo semestre il numero di procedimenti pendenti è vertiginosamente aumentato a causa dell'impossibilità da parte del personale amministrativo di svolgere gli adempimenti ordinari. L'azione penale risulta rallentata e la tempestività viene garantita solo nei casi di massima urgenza. Il procuratore Martani sottolinea di aver chiesto risorse in regione, ottenendo 6 unità, e di prevedere dopo l'estate un riassetto dell'assistenza ai magistrati, misure che tuttavia, aggiunge, potrebbero rivelarsi insufficienti a ripristinare un livello accettabile di efficienza della procura. Ed è di ora la notizia che è rientrato l'allarme al Marco Polo di Venezia. È stato un fraintendimento tra le parole di un passeggero e di uno steward a far scattare questo pomeriggio l'allarme bomba per un volo Ryanair. Super lavoro per i carabinieri a Spresiano, dove nella nottata sono stati fermati 2 soggetti di nazionalità moldava di 24 e 35 anni che avevano poco prima tentato un furto in abitazione a Visnadello. Intercettati lungo via Galvani, sono stati trovati dai militari ubriachi e in possesso di arnesi da scasso. Sempre a Spresiano ieri mattina i carabinieri hanno denunciato per furto aggravato un albanese di 38 anni l'11 giugno a un distributore di benzina di via Alighieri, approfittando della distrazione di un cliente che aveva inserito la sua carta di credito nell'apposita colonnina, aveva digitato il PIN per effettuare il rifornimento di carburante della sua autovettura, aveva fatto il pieno al proprio veicolo per un totale di oltre 100 euro. E c'è il nuovo questore a Treviso, si chiama Manuela De Bernardin Stadoan, 60 anni, è il nuovo questore di Treviso, è la prima volta che il capoluogo della Marca ha un questore donna. De Bernardin arriva da Udine, dove aveva ricoperto il ruolo di questore dal 2019, bellunese di origine, era stata vicaria del questore di Pordenone e prima di approdare a Udine aveva diretto il compartimento di polizia ferroviaria Veneto di Venezia. Ed ora parliamo di elezioni del 25 di settembre, sindaci alle prese con una macchina elettorale da approntare in pochissimo tempo, con costi aggiuntivi e ferie dei dipendenti comunali da rivedere. Mancano 2 mesi alle politiche, in programma il 25 settembre, e se i partiti fanno i conti con una campagna elettorale da giocarsi in tempi molto stretti e in piena estate, non sorridono i comuni chiamati ad organizzare la macchina elettorale in pochissime settimane. Subito dopo le dimissioni presentate dal premier Draghi e lo scioglimento delle Camere da parte del capo dello Stato Mattarella, i primi cittadini si sono messi subito al lavoro con i loro dirigenti per pianificare costi e interventi, indire le commissioni elettorali, convocare gli scrutatori, trovare le ditte per il posizionamento dei tabelloni. Una macchina pesante che poi porta a un sacco di ore di straordinario del personale che in parte, ahimè solamente in parte, ci vengono rimborsate dal Ministero. Quindi noi comuni dobbiamo metterci finanze e risorse per andare a sopperire ad ogni elezione. Un lavoro aggiuntivo che richiede personale a disposizione proprio in un periodo di ferie. Abbiamo dovuto interrompere quelli che erano le ferie già calendarizzate per quel che riguarda ovviamente il poter permettere alla commissione elettorale di insediarsi e di poter procedere anche nella scelta ovviamente da parte della commissione elettorale degli scrutatori. Avevamo notato una carenza di personale, appunto di disponibilità anche da parte degli scrutatori nell'ultimo referendum, nel recente referendum. Io mi auguro davvero che ci sia una anche disponibilità delle persone. L'ennesimo aggravio per i municipi in un momento particolarmente delicato. Sarà l'ennesimo sforzo che dovremo fare, in qualche modo, come abbiamo sempre fatto, riusciremo a superare anche questo momento,
tutto ricade sempre sulla testa dei sindaci, forse un po' troppo. E continuiamo con la politica, si torna a parlare di un'eventuale candidatura alle politiche nelle file di Forza Italia del sindaco rieletto di Conegliano, Fabio Chies, complice anche una foto postata dal Primo Cittadino proprio ieri che lo ritrae a Roma con il Pantheon sullo sfondo. Il partito di cui è coordinatore provinciale gli ha proposto un posto in lista. Il compagno di partito, sindaco di Cessalto Emanuele Crosato, sui social commenta positivamente un'eventuale corsa di Chies alle politiche, ma lui taglia corto con un commento e ribadisce: gli impegni con gli elettori vanno mantenuti. Io sono orgoglioso di essere il sindaco di Conegliano, confermando la sua volontà a non dimettersi da primo cittadino e rimanere al suo posto. E sulle elezioni imminenti del 25 settembre abbiamo raccolto l'opinione dei trevigiani. Elezioni politiche, 25 settembre, crisi di governo, lei che cosa ne pensa da cittadino? Tutto male, grazie. Come mai? È una delusione. Andrà a votare? Votare sì, perché è un impegno ed è dovuto questo impegno da tutti. Cosa farò? Dovrò pensarci bene, grazie. Ma le piaceva l'attuale governo? Certo. Perché? Perché era il massimo che poteva avere l'Italia in quel momento e ce l'hanno proprio giocato così a 3-7. Non ho assolutamente nessun tipo di idea perché ancora non ci ho capito nulla. Intanto sono contrario a che Draghi sia caduto, poi si starà a vedere le ultime proiezioni, vedrò gli ultimi abbinamenti dei partiti e poi deciderò. In questo momento non ho assolutamente un'idea chiara. A lei piace Draghi? Sì, molto. Come mai? Perché aveva le idee chiare e diceva pane pane e vino al vino. Vuoi l'aria condizionata o vuoi le tasse, in pratica. Quello abbiamo sbagliato sicuramente a cambiare. E si potevano evitare e si poteva andare sicuramente in primavera per il voto come era previsto. Ritengo che sia solo una complicazione al momento. Lei andrà a votare? Certamente. Ma certo che andiamo a votare. Cosa ne pensa di questa crisi di governo e Draghi che cade? Sono contentissima. Come mai? Perché io non ritengo che abbia fatto delle cose importanti e indispensabili per il Paese. Sinceramente speravo non andasse così, forse era meglio continuare con questo governo e dopo la legislatura finisse normalmente. Però è andata così e andremo a votare. Era abbastanza prevista questa crisi, secondo me non poteva restare comunque Draghi per così tanto tempo, nel senso che comunque è giusto che sia il popolo a decidere chi. Oltre 24.000 potenziali lavoratori in meno nella Marca nel 2030 è l'elaborazione del Sole 24 Ore su dati Istat, una conseguenza della crisi demografica in atto. Un 2030 in cui il mondo del lavoro sarà messo a dura prova da questo crollo demografico che si è visto e che è diventato molto più evidente dal 2014 in poi. Si parla di 2 milioni di lavoratori, di potenziali lavoratori in meno in Italia, 150.000 nella nostra regione Veneto e di oltre 24.280 per la provincia di Treviso. 24.280 persone occupabili in meno nella Marca trevigiana, pari al 5,7% del totale. E questa è una delle conseguenze del calo demografico in atto ormai da anni nel nostro paese. È un crollo inedito nella storia del nostro paese. Che per la prima volta si trova a far fronte a questo calo degli occupabili. È un fenomeno che riguarda sia la fuoriuscita delle persone dal mercato del lavoro, sia il sempre minor numero di bambini che nascono. Se già oggi è evidente in molti settori la carenza di personale con una profonda disparità tra domanda e offerta di lavoro, meno occupati significa anche meno competitività e produttività. E questo scenario potrebbe condizionare pure le Olimpiadi di Cortina Milano del 2026. Richiederebbe 13.000 nuovi occupati, ma farà i conti con 5.000 circa nuovi possibili lavoratori in meno in quei territori. Diventa dunque quanto mai urgente che a livello nazionale, regionale e territoriale si lavori per attuare delle politiche per sostenere la natalità, la permanenza dei giovani nel nostro territorio, per consentire alle donne di coniugare vita familiare e carriera. Siamo probabilmente già in ritardo, dovevamo agire ieri.
Dobbiamo probabilmente prendere coraggio e agire oggi, non possiamo aspettare domani. Il tema della natalità è una questione centrale, bisogna rilanciarla. Serve però anche attivare dei servizi territoriali di welfare per tutta la popolazione che siano adeguati e appropriati. Deve essere ancora bello nascere, vivere e diventare anziani in questa parte del paese. Impennata di costi energetici grava sulle imprese del territorio. Il centro sportivo OFF sospende le attività della piscina al coperto. Un aggravio di costi per il prossimo anno semplicemente per sottoscrivere un nuovo contratto di almeno dai 170 ai 190 mila euro in più. L'impennata dei prezzi dell'energia elettrica sta aggravando sulle piccole e medie imprese che devono prendere scelte drastiche per poter andare avanti. Così il centro sportivo OFF di Nervesa della Battaglia ha deciso di sospendere le attività della piscina al coperto dal 1 di settembre, lasciando a casa metà dei suoi dipendenti per via di un rincaro dei costi energetici di quasi 200.000 euro rispetto all'anno scorso. Non si riesce più a trovare dei fornitori che ti possano garantire dei prezzi fissi, tanto che alla sottoscrizione del contratto del gas ci siamo trovati con una proposta dove dovevamo comunque dare una garanzia di 60.000 euro per sottoscrivere un contratto. Si tratta di costi insostenibili che rischiano di bloccare le imprese, a maggior ragione i centri sportivi, già stravolti da 2 anni di pandemia, che tuttora vivono nel limbo, con il timore di possibili chiusure autunnali a causa di un rialzo dei contagi. Abbiamo lavorato molto sia con la proprietà per cercare di trovare delle soluzioni per ottimizzare i consumi, ottimizzazione che però è difficile, soprattutto quando ci sono queste sproporzioni nei costi. E abbiamo lavorato molto anche col Comune in questo ultimo mese per cercare di trovare delle soluzioni e degli aiuti da parte del Comune, che si è dimostrato tra l'altro anche molto sensibile all'argomento. E ci siamo trovati scaraventati nelle tariffe di mercato che sono assolutamente proibitive per noi adesso. La dinamica dei prezzi energetici è responsabile di gran parte dell'aumento dell'inflazione a livello nazionale e il futuro per le aziende continua a rimanere incerto. La sensazione è che le cose in questo ultimo periodo potessero migliorare, l'abbiamo avuta, ma la ripresa vera probabilmente si avrà l'anno prossimo. I più pessimisti parlano addirittura del 2024, quindi pensare di fare uno sforzo aggiuntivo in questo momento per noi è impensabile. Conto alla rovescia per la tanto attesa Tiramisu World Cup 2022, la sesta edizione di quella che ormai è conosciuta come la sfida più golosa dell'anno, torna a Treviso dal 7 al 9 ottobre. Tante le novità per la sesta edizione della Tiramisu World Cup 2022, una rassegna internazionale che porta a Treviso un flusso turistico importante. Ciò che conta ormai oggi è che abbiamo raggiunto l'obiettivo che Treviso è riconosciuta a livello internazionale come la piazza del tiramisù, dove si svolge la Coppa del Mondo e dove molti turisti internazionali vengono appositamente in questa città per provare a fare il tiramisù o semplicemente per degustarlo. La Tiramisu World Cup è un evento che sta assumendo sempre più rilievo e contribuisce a far crescere la nostra città e le nostre tradizioni in tutto il mondo, andando anche ad incrementare i flussi turistici, afferma l'assessore ai beni culturali e turismo Lavinia Colonna Preti. Riconosciuta come la sfida più golosa dell'anno, sarà a Treviso dal 7 al 9 ottobre. Novità dell'edizione: la possibilità di gustare i tiramisù dei campioni del mondo delle passate edizioni ed un premio dedicato alla bellezza. La prima novità è il tema, che è Treviso a tavola, che vuole rafforzare appunto il concetto di Treviso come destinazione turistica e enogastronomica. Dopodiché la prossima settimana parte una tournée in Brasile di selezioni della Tiramisu World Cup che coinvolgerà pubblico brasiliano, e questo permetterà di rafforzare invece quello che è l'incoming dal Brasile verso Treviso. Non solo. Un'altra novità riguarda sempre l'ambito enogastronomico, è la possibilità di quest'anno di degustare il tiramisù dei campioni del mondo delle precedenti edizioni, sempre qui a Treviso durante i giorni della competizione, quindi il 7, l'8 e il 9 ottobre, sotto la Loggia dei Cavalieri. Tutte
tutti rigorosamente non professionisti, tutti appassionati del dolce del cucchiaio più famoso del mondo, tutti agguerriti nel preparare la propria ricetta per conquistare il titolo. Gli amanti del dessert italiano tornano a sfidarsi a colpi di mascarpone savoiardi, dando sfogo alla loro fantasia culinaria. In questa edizione sarà coinvolta anche Martina Aiello, giovane di San Biagio di Callalta, che ha vinto il concorso per occuparsi dei contenuti sul canale Instagram. Sono molto felice perché Treviso è oltretutto la mia città e per me è una bella opportunità poter valorizzare il territorio e anche appunto la parte dell'enogastronomia, che è un'eccellenza veneta, e trevigiani in questo caso col tiramisù, che è un simbolo di Treviso. Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia. Apriamo la pagina bellunese con gli ultimi aggiornamenti sulla tragedia in Marmolada. Entro la fine di questa settimana, riferisce l'ANSA, è prevista la ripresa dell'attività di ricerca dei resti delle vittime. Rispetto ai giorni scorsi le temperature in quota si stanno abbassando e tale circostanza agevolerà le ricerche anche con squadre da terra. La commissione tecnica tuttavia assumerà una decisione definitiva sulla base delle previsioni meteorologiche per i prossimi giorni. E lanci d'acqua e schiumogeni sugli incendi scoppiati nella notte alle prime luci di stamani all'Ozzo di Cadore e a Pian di Fontana, in comune di Longarone, al confine con il territorio del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. All'opera un Canadair e l'elicottero dei servizi forestali regionali con l'ausilio delle squadre dei vigili del fuoco che hanno operato da terra. Fortunatamente si è trattato di 2 roghi contenuti. All'Ozzo in particolare sono andati in fumo 2500 metri quadrati di bosco e di piante schiantate da vaia. Previsioni di spesa raddoppiate rispetto al 2021 senza i ristori del governo. Sarà una gestione di economie di scala quella che Palazzo Rosso si prepara ad attuare per affrontare le poste di un bilancio estremamente precario. Se continua, per noi diventa un dramma, perché avere attualmente risorse per 215.000 euro su un comune di questa natura qui è chiaro che è un problema. Già si sapeva, l'ex assessore al bilancio di Palazzo Rosso Lucio Rivotto ne aveva fatto un mantra della sua campagna elettorale. Il bilancio del comune di Belluno sta attraversando una fase terribilmente delicata. Finiti i ristori Covid che lo scorso anno avevano dato respiro alle casse comunali, oggi si guarda in faccia a una realtà che impone rigore e uno sguardo imprenditoriale. Dell'avanzo libero di poco più di 1.800.000 euro il comune potrà disporre, accantonati i fondi per le spese dell'energia aumentate del 100%, metano, spese scolastiche, di appena 215.000 euro. Gli investimenti fatti dalla passata amministrazione, realizzati grazie ai fondi della rigenerazione urbana, oggi per Palazzo Rosso rappresentano un costo. L'investimento fatto per costruire le Gabelli è meraviglioso per ristrutturarle, ma le Gabelli alla fine a noi costano, ha un costo di gestione che è rivolto al comune. Lo stesso dicasi per l'ex chiesa dei Gesuiti e per il museo, tutto ha un costo di gestione, spiega Gamba. Assessore al bilancio e sindaco non hanno usato mezzi termini per definire la situazione delicata che richiede economie di scala anche a partire dalla macchina comunale e di un percorso lungo e faticoso di risparmio. Non posso pensare che una galleria ci costi 50.000 euro anno di luce, non è possibile. Cioè ci sono dei costi a cui noi dobbiamo intervenire. Vuol dire che potrebbero anche aumentare le tariffe? Questo noi non lo vorremmo, però anche lì io non riesco a capire come mai né la Sersa né sportivamente hanno mai pensato di avere una tariffa indicizzata, perché almeno l'indicizzazione copre in parte. No, dopo 5 anni arriviamo noi e dobbiamo aumentare le tariffe. Noi siamo i cattivi e loro sono i buoni. No, non è così. Così è che il bilancio non sta in piedi. Non possiamo spendere oltre 1 milione di euro per la Sersa. Olimpiadi invernali 2026, il tema della sostenibilità è centrale, ha affermato oggi il presidente del CONI Giovanni Malagò durante la cerimonia, che ha sancito un nuovo accordo con un'importante catena della grande distribuzione alimentare fra partner del comitato organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina. Malagò ha ribadito come l'agenda olimpica introdotta dal Comitato Internazionale Olimpico abbia segnato una svolta radicale nella storia dello sport, ponendo al centro il tema della sostenibilità ambientale, sociale ed economica.
Minori entrate per 3 milioni e mezzo di euro, maggiori spese per rincari energetici. La provincia vara una mini manovra sottoscritta alla convenzione con Veneto Strade e si lavora per contributi alle unioni montane. Superata la fase emergenziale causata dal Covid, sono riprese le sedute itineranti del Consiglio provinciale che oggi ha fatto tappa a Sovramonte. È stata una riunione importantissima, soprattutto per le questioni di bilancio. Il Consiglio ha varato una mini manovra da 2.700.000 euro derivanti dall'avanzo libero per assicurare la continuità amministrativa, nonostante le difficoltà dovute alle minori entrate e alle maggiori spese causate dai rincari energetici. 500.000 euro le uscite stimate per il riscaldamento di scuole e fabbricati, 800.000 euro in più per le materie prime e l'energia elettrica in utilizzo a Veneto Strade. Il momento è delicato e le prospettive per il 2023 sono tutt'altro che rosee, ha detto il presidente Roberto Padrin, che attraverso l'Unione delle Province Italiane ha chiesto al governo di compensare le minori entrate degli enti beffati dal decreto aiuti. Dei circa 80 milioni destinati agli enti di area vasta, 60 sono andati alla città metropolitana di Roma e i restanti 20 dovranno accontentare tutti gli altri. Nella mini manovra varata da Palazzo Piloni anche la nuova convenzione con Veneto Strade che, razionalizzando le risorse per il 2022, prevede un intervento sulla 251 della Val di Zoldo. Infine il Consiglio provinciale ha preso atto della convenzione fra provincia e regione in materia di caccia e pesca, che lascia in capo a Palazzo Piloni la gestione del piano faunistico venatorio e del calendario venatorio. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona serata. Da oltre 40 anni Bacilfrutta c'è per te. La qualità e il risparmio Bacilfrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacilfrutta c'è per te. Benvenuti al meteo. L'anticiclone africano perde ancora forza. Mercoledì 27 luglio, clima meno rovente e tempo via via più buono. Vediamo insieme il dettaglio. Condizioni sul Veneto di tempo ancora debolmente variabile. Saranno possibili nelle ore mattutine alcuni piovaschi, specie nei settori più meridionali della nostra regione. Al pomeriggio consueti rovesci sulle zone montane. Temperature un po' meno calde e afa in attenuazione, minime tra 16 e 25 gradi, massime comprese invece tra i 29 e i 32 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia e Giulia, anche qui prevalenza di sole, avremo occasionali temporali pomeridiani in montagna. Temperature minime tra 20 e 25 gradi, massime sui 30-32 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà soleggiato al mattino, ma nel pomeriggio non si esclude qualche acquazzone a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 18 gradi, massime sui 30 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Da oltre 40 anni Bacilfrutta c'è per te. La qualità e il risparmio Bacilfrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacilfrutta c'è per te.